TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte tra il 7 e l'8 aprile i carabinieri della stazione di Cison di Valmarino sono intervenuti in via Cavallotto a Miane per un incendio doloso che ha interessato un'autovettura di proprietà di una 61enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai militari, le fiamme sarebbero state appiccate da un 55enne, artigiano di origine britannica, convivente della donna, utilizzando una tanica di benzina nel giardino di pertinenza della loro abitazione. Il veicolo, una Porsche Panamera S già sottoposta a sequestro amministrativo per reiterate violazioni ai CDS commesse dall'uomo tra aprile e ottobre 2023, è andato completamente distrutto. L'uomo, che ha contattato il numero di emergenza 112 per ammettere il gesto, avrebbe giustificato l'atto con un forte stato di nervosismo dovuto al sequestro del mezzo, da lui utilizzato da anni. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Vittorio Veneto, non hanno provocato ulteriori danni. L'autore del gesto ha riportato lievi ustioni ed è stato trasportato al pronto soccorso di Conegliano per le cure del caso. Indagini in corso da parte dell'Arma per chiarire tutti gli aspetti dell'accaduto. E nella prima settimana di aprile i carabinieri hanno eseguito un'intensa attività di controllo straordinario del territorio. Durante i servizi sono stati conseguiti importanti risultati operativi. A Pieve di Soligo un 22enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'intervento è scaturito da una segnalazione per schiamazzi notturni. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 7,7 grammi di cocaina. Sempre a Pieve di Soligo, nel pomeriggio del 7 aprile, è stato tratto in arresto un 52enne in esecuzione di un'ordinanza dell'ufficio di sorveglianza di Venezia, che disponeva la sospensione della detenzione domiciliare e il contestuale accompagnamento in carcere. Il provvedimento è stato emesso a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni cui il soggetto era sottoposto. A Colle Umberto un 56enne è stato denunciato per guida senza patente, mai conseguita, e recidivo per la medesima infrazione. Il veicolo, intestato a un familiare, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al proprietario è stata contestata la violazione per incauto affidamento. Cambiamo argomento. Più di 1600 passaporti richiesti negli uffici postali della Marca. È il bilancio dei primi 4 mesi dall'avvio del servizio nel capoluogo della Marca, attivo dal 10 dicembre in tutti i 12 uffici postali del comune e in altri 83 della provincia. All'evento di presentazione alle poste centrali di Piazza Vittoria hanno partecipato il sindaco di Treviso Mario Conte ed il responsabile dell'ufficio passaporti della questura di Treviso Giovanni Belmonte, che hanno espresso la propria gratitudine a Poste Italiane per la nuova iniziativa che semplifica la vita dei cittadini. Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, i residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per il passaporto. In parallelo prosegue l'estensione del servizio nei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis, con il rilascio e il rinnovo del passaporto già attivo o di prossima attivazione contestualmente alla riapertura degli uffici coinvolti dal progetto. Voltiamo pagina. Democrazia, pace, protagonismo giovanile, povertà, lavoro, ma soprattutto famiglia. Tanti temi trattati ieri sera, lunedì 7 aprile, all'incontro Famiglia, Democrazia e Pace, dalla cura dei legami alla custodia del mondo, con il cardinale Matteo Mario Tuppi. Auditorium San Pio X, gremito di 500 persone, e circa il doppio collegate alla diretta streaming dell'appuntamento per ascoltare l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana in dialogo con l'organizzazione del territorio della Marca. L'appuntamento è stato promosso dal Centro della Famiglia di Treviso, in collaborazione con la Diocesi di Treviso, Agesci Treviso, FSE Scout d'Europa, Azione Cattolica Diocesana, Comunità di Sant'Egidio, Egidio, Giovani per la Pace, partecipare il presente, Cappellania Universitaria Oasi Santa Bertilla, Noi Associazione, Fondazione Festo, Comitato Italiano Paralimpico, Delegazione di Treviso, con il patrocinio di Anci Veneto, Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2 e Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Presente anche il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha tratto le conclusioni della serata. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.